Un pugno in faccia all'autista del bus, le ferite al volto e al braccio con un coltello a serramanico. Malgrado questo, il 21enne brasiliano, arrestato ieri a Nervesa dai carabinieri per la violenta aggressione al conducente della MOM, è già stato rimesso in libertà. Il giudice ha disposto per lui l'obbligo di firma e, avendo chiesto un rito alternativo, il giudizio abbreviato, il processo per direttissima non si è celebrato, tutto rinviato al 24 ottobre. I timori del presidente della MOM, Giacomo Colladon, si sono dunque materializzati. Servono provvedimenti severi, aveva invocato a caldo, e lo stesso ribadisce oggi il rappresentante sindacale dei lavoratori. Dovrebbero essere messi in prigione, dovrebbero pagare le pene e probabilmente queste cose non succederebbero. Colladon ha sentito al telefono l'autista ferito. Ho cercato di difendermi, gli ha raccontato, chiudendomi poi dentro il pullman. La nostra vita quotidiana sta peggiorando di giorno in giorno, il lavoro nostro purtroppo ha degli risvolti che in passato manco si immaginavano. Subiamo quotidianamente aggressioni verbali, siamo passati alle aggressioni fisiche, ma adesso abbiamo oltrepassato la misura perché siamo arrivati alla minaccia con coltello. Per cui non possiamo venire al lavoro col pensiero che non sappiamo se torniamo a casa sani. Prefettura, forze dell'ordine e MOM stessa stanno da tempo mettendo in campo provvedimenti di ogni genere per rendere più sicuro il lavoro di autisti e controllori. Ulteriori temi sul tavolo li pone il sindacato. Ad esempio il riconoscimento, quello che già attualmente la nostra azienda fa, di parte civile, che si costituisca parte civile in questi casi, oppure riconoscimento di pubblico ufficiale, dove che praticamente le pene vengono accentuate in questi casi, sarebbe già una grossa novità, un grosso aiuto che ci possono dare le istituzioni.